Oggi 25 aprile 2019 noi di Street News siamo all'evento della Hollywood Animazione La Liberazione dei Sogni. Siamo qui con Miki Petillo che abbiamo visto tantissime volte, abbiamo fatto tantissime interviste, ma è bello sempre scoprire i nostri artisti. Ciao Miki! Ciao, è sempre un piacere, non vi libererete mai di me, nemmeno il 25 aprile. Una minaccia che ci piace, dobbiamo dire. Ma vogliamo sapere una cosa, quanto hai dovuto faticare per poter realizzare questo tuo sogno che ricordiamo è quello di cantare? Sì, allora è un percorso che è sempre in fase di costruzione, quindi non si smette mai effettivamente di lavorare e di sognare, ecco, per realizzare i propri obiettivi, però le emozioni che regala lo stare sul palco, il poter cantare le proprie canzoni e trasmetterle anche solamente ad una persona è un qualcosa di indescrivibile che ripaga di tutti i sacrifici. Tu sei giovanissimo e hai già pubblicato un tuo primo CD che facciamo vedere e vogliamo chiederti che consiglio vorresti dare ai giovani che devono inseguire il loro sogno e che vogliono cercare di realizzarlo a tutti i costi, però è praticamente impossibile in questo mondo dove non permette ai giovani di esprimersi. Sì, allora il consiglio che do, diciamo, a chi sta per intraprendere questo mestiere, tra virgolette, è quello di non abbattersi mai, perché veramente le porte in faccia sono tantissime e spesso sono più delle ricompense, però se siete determinati e se diciamo, avete in mente qual è il vostro obiettivo e vi focalizzate su quello, allora potrete arrivare ovunque. Perfetto Miki, grazie come sempre. Allora salutiamo ancora una volta gli amici di Street News e anche tutti gli amici della Hollywood Animazione e soprattutto la Hollywood Animazione che oggi compie 12 anni. Auguri, ciao a tutti, ciao.